E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione. Rispettiamo di rigore delle regole che ci accompagnano da tanti anni. All'avvio di ogni stagione vediamo di fare il punto della situazione nel settore dell'auto. Lo facciamo con il nostro esperto Antonio Orione con due grandi curiosità. La prima riguarda ciò che sta accadendo a livello mondiale. Una volta c'è stata, tanti anni fa, la bolla del mattone, la bolla dell'edilizia, adesso c'è la bolla dell'auto in Cina. Che cosa è successo? Beh, è successo quello che è successo anche col mattone in Cina qualche anno fa. Il governo cinese per anni ha, passatemi il termine, pompato liquidità affinché le fabbriche si espandessero in maniera quasi spropositata, dando grossi incentivi per le produzioni elettriche e per avere, diciamo, un'industria capace di esportare il prodotto, oltre che soddisfare il mercato nazionale, che ricordiamo che è 20 volte quello dell'Italia, tanto per dare dei numeri. Adesso in Cina, diciamo, questa cosa è tracimata perché ci sono circa 134-135 marchi, non gruppi, i gruppi magari sono meno, e da poco Stella Li, che è l'amministratrice delegata della BYD, che è il più grosso conglomerato di auto cinese, ha detto che nel giro di 5 anni ne rimarranno una decina, cioè quindi 9 case su 10 o 9 marchi su 10 sono destinati a sparire perché non c'è sufficiente mercato per assorbire queste auto né in Cina né nel resto del mondo. Quindi adesso la bolla dell'elettrica è scoppiata, c'è stato nel 2025 la guerra dei prezzi, poi sono intervenuti enti regolatori e hanno detto basta scontare le macchine e venderle sotto costo, sia in Cina che all'estero ovviamente, forse all'estero non gliene frega granché di venderle sotto costo, e a tutte le case hanno dichiarato perdite, tutte le case stanno producendo in perdita e evidentemente è successo lo stesso che è successo con l'industria immobiliare in Cina, insomma ne sono fallite un paio, tipo Evergrande e altre società del genere, e c'è una situazione molto di confusione, soprattutto per noi europei che non sappiamo distinguere i marchi cinesi l'uno dall'altro, non sappiamo quali sono più solidi, quali sono più affidabili, quali sono quelli destinati a durare, perché a questo punto che sono entrati sul mercato europeo bisogna, diciamo, stare attenti e capire quali saranno i marchi che rimarranno ancora oltre questo periodo di, diciamo, purga del mercato. Tant'è che, ad esempio, noi come azienda non abbiamo ancora preso alcuna decisione sui marchi cinesi proprio perché non ci fidiamo ancora, non abbiamo le certezze, quindi se non le abbiamo noi non le possiamo dare ai clienti. Ma un'auto cinese è stata protagonista di un fenomeno che riguarda il locale, Cagliari in particolare, più 540% di elettrico. Sì, in questi mesi, i primi mesi del 2026, notiamo un incremento fortissimo, chiaramente legato al fatto che ci sono stati degli incentivi nel corso della fine anno scorso che promuovevano le auto elettriche, diciamo, per chi risiedeva in zone metropolitane, avevano diritto a un incentivo fino agli 11.000 euro, per cui le auto da 20 ne costavano 18, cioè 8, 9, quelle ancora più economiche, quelle di segmento A, si poteva acquistare un'auto se si aveva un ISEE sotto i 30.000 euro, rottamando la vecchia, spendendo 4-5.000 euro. Per cui come uno scooter. Sì, per cui quella era pubblicità, per cui c'è stata la caccia all'incentivo, era una specie di corsa all'oro, e adesso si stanno scaricando a terra le immatricolazioni di queste auto, per cui siamo passati da un mercato elettrico che fino all'anno scorso era circa il 3% del totale, siamo arrivati a un 15% del totale. Chiaramente questi incentivi sono finiti da tempo, se non verranno rinnovati quel numero chiaramente sarà meno impattante alla fine dell'anno, però oggi è un fenomeno anche perché Cagliari e anche Sassari hanno numeri di incremento molto più alti della media italiana, perché appunto qua c'erano evidentemente più persone con l'ISEE basso e con le auto vecchie da rottamare, erano delle condizioni specifiche per avere questi incentivi. Noi
ci sembra un fenomeno comunque destinato ad annacquarsi col passare del tempo, però è la prova che quando ci sono incentivi fortissimi i clienti, diciamo, escono da casa e vanno a comprare. Abbiamo, come ti stavo raccontando prima dell'intervista, sono più di 500 veicoli in 3 mesi, è un numero importante, appunto sono quintuplicati i numeri, ma sono persone che non avrebbero acquistato un'altra auto perché quello che hanno comprato con 5-8 mila euro ne costa 20 se non hai incentivi. E quindi chiaramente fanno aumentare il numero delle immatricolazioni, perché nel totale il mercato dei privati ha fatto Cagliari più 14, che è un bel numero, però se lo depuriamo da questi numeri qua il mercato sarebbe comunque un po' piatto. Non siamo così disperati, perché è meglio un piccolo incremento piuttosto che un decremento. Vediamo adesso come andrà con la primavera, che normalmente fioriscono anche le vendite, non solo i prati. Se la gente non si fa spaventare da quelli che sono guerre, tumulti e aumenti dei prezzi, oddio, l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe spingere i clienti a cambiarsi la macchina, perché le nuove consumano meno delle vecchie, però c'è il rischio anche che aumentino anche i nostri prezzi se queste guerre perdurano, come è successo per Covid, per invasione dell'Ucraina. I prezzi piano piano aumenteranno, quindi forse abbiamo avuto un buon marzo come acquisizioni, forse i clienti stanno comprando ora per non rischiare di pagare di più fra qualche mese, questo non lo sappiamo ancora. È cambiato comunque il modo di acquistare l'auto, perché noi vediamo quotidianamente nella pubblicità, soprattutto televisiva, piccola rata e grande sorpresa finale. Con quale percentuale, Orione, oggi si vende l'auto con questo nuovo modo? Diciamo che questi sono finanziamenti in essere già da tempo, noi lo vendiamo forse da 10 anni. Ovviamente dipende da come è formulata la proposta. Teniamo presente che la comunicazione pubblicitaria spesso è un po', diciamo, da interpretare, non vorrei usare termini troppo diffamanti. Per cui spesso si cerca di attrarre il cliente verso l'acquisto, alcune case, diciamo, che esagerano un po' nella proposta, poi in realtà non è la formula migliore. Il finanziamento oggi funziona in una maniera tale da convincere il cliente a non investire troppo in termini di valore della rata, per poi riscattare la macchina alla fine di un periodo di circa 4 anni. Chiaramente il valore di riscatto in genere è predeterminato e a seconda del marchio si aggira intorno al valore futuro della macchina, tant'è che questo prezzo viene definito valore futuro garantito. L'ha inventato Toyota questa definizione, nel senso che se tu vuoi tenerti la macchina devi tirare fuori quella cifra, non necessariamente però quella cifra corrisponde al valore reale della macchina. Però, la prima domanda è questa. L'avevo già fatta prima. Qual è la percentuale di vendita con questa metodologia? Ma mediamente il 60% dei clienti che acquista l'auto, 60-70% l'acquista a rate. Nel nostro caso chi acquista a rate usa questa formula, anche perché la nostra non è ingannevole, è abbastanza corretta sotto il profilo pratico. La formula è fatta per cercare di fare in modo che il cliente dopo 4 anni acquisti una macchina nuova, non che si ritrovi un ratone difficile da pagare. Ma che cosa fa? L'esperienza cosa dice? Di norma continua a pagare altre rate per acquisirla a titolo definitivo o la cambia? Ma guarda, un terzo la cambia, un terzo continua a pagarla, ci allunga un po' il finanziamento con le stesse cifre che pagava prima, e un altro terzo, diciamo, la salda, perché il valore finale non è altissimo. Chi ha intenzione di cambiarla perché magari fa un po' più di chilometri o comunque è uscito il modello nuovo o sono cambiate le esigenze, la sostituisce, di fatto ci restituisce l'altra e riparte con un finanziamento sulla nuova, perché nel caso della formula di Toyota il valore dell'auto è sempre più alto di quello che un cliente deve tirare fuori per chiudere, per cui ci lascia la macchina, gli rimane un differenziale di qualche migliaio di euro che fa da conto e riparte, diciamo, senza
grossi tentennamenti. Le pubblicità a cui tu ti riferisci, quelle da 99 euro per intenderci, Anche 79. sono un po', diciamo, ingannevoli. È già successo anni fa, si cerca di attirare il cliente con una rata bassa, però se una macchina costa 20.000 euro non è che tirando fuori 2.000 euro all'anno la paghi in 4 anni, no? Non paghi neanche la svalutazione della macchina con un 79 o 99, quindi è chiaro che stai procrastinando il problema. Oggi paghi poco, fra 4 anni devi tirare fuori una cifra molto elevata su cui nel frattempo hai pagato gli interessi, e soprattutto se non dai acconto è chiaro che stai rimandando il problema. Quando si acquista un'auto a rate, qualunque cosa a rate, anche la casa, se non dai acconto ti sembra, diciamo, di aver fatto un affare, fra virgolette, però è impegnativo. Quindi anche questo genere di soluzioni finanziarie vanno misurate, vanno soppesate, e se non hai acconto non puoi avere anche la rata bassa. Diciamo che senza acconto rata bassa sono botte piene e moglie ubriaca, non fa. Chiusura, noi ci rivedremo a giugno con l'avvio della stagione estiva. Quali sono le previsioni per questi 3 mesi? Ma come stavo dicendo, secondo me il mercato non è, diciamo, non sta esplodendo, però sta tenendo, anche perché ormai è anni che abbiamo raggiunto un fondo, nel senso che più in basso di così è difficile andare. I clienti magari non hanno tanta capacità di spesa, però le auto nel tempo si usurano, per cui è un mercato di pura sostituzione. Non è che arrivano i clienti come negli anni 90, voglio cambiare la macchina e te ne portano una che è più nuova di quella che gli stai vendendo. Si cambiano le auto, quindi un flusso di mercato c'è sempre. Chi ha modelli nuovi, chi ha modelli aggiornati, chi ha modelli con i motori adeguati, come noi ed altre case, stanno mantenendo il mercato e, diciamo, stiamo abbastanza tranquilli. L'unica preoccupazione è la congiuntura internazionale, anche quella italiana, bene o male, nonostante non sia fiorente, però non ci fa prevedere disastri, ecco. Quindi insomma siamo abbastanza fiduciosi. Noi abbiamo un sacco di modelli nuovi, il mercato nei nostri confronti sta reagendo molto bene, ci farebbe piacere che fosse buono per tutti, ci sarebbe probabilmente meno ricorso a formule di pubblicità, diciamo, ingannevole per convincere il cliente ad acquistare. Ultimissima cosa, ovviamente l'usato come sta andando? L'usato va sempre bene perché appunto quando diminuiscono i soldi a fine mese l'usato è un impegno inferiore dal punto di vista sia del costo d'acquisto sia del costo di finanziamento, è un mercato in crescita. Ricordiamoci sempre che in Italia ogni macchina nuova che si immatricola se ne vendono 3 usate, quindi l'usato è il mercato che vale il triplo, poi i valori sono inferiori, la metà di questo mercato è fra privati o commercianti, però per noi che abbiamo un sistema, diciamo, di acquisto dell'usato simile a quello del nuovo, con gli stessi finanziamenti, con gli stessi livelli della garanzia, possiamo sorridere.